Sollecitare il governo regionale a dislocare il poligono di tiro di Drasi ed istituire nell'area la riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella. È il grido unitario espresso stamane dalle associazioni ambientaliste Mare Vivo, Mare Amico e WWF durante un incontro con la stampa. Il Ministero della Difesa, per voce del sottosegretario, ha già dichiarato che queste esercitazioni non debbono svolgersi più a Drasi. Però ha rimandato alla Regione Sicilia l'individuazione di un terreno alternativo. Noi oggi con questo video dimostriamo, dopo aver dimostrato che stanno inquinando, che sparano per davvero e quindi non a salve, che stanno inquinando il nostro mare con le loro ogive di tungsteno, oggi dimostriamo con questo video che vi è una correlazione diretta tra le esercitazioni, quindi i crateri che causano queste esercitazioni e i frequenti crolli che sono presenti in loco. Durante la conferenza è stato proiettato un video da cui sono emersi numerosi danni arrecati nell'area e la correlazione esistente tra le esercitazioni e le frane. L'evidenza di questi scoppi fatti sul ciglio del costone, del terrazzo marino dove si fanno le esercitazioni, mette proprio in risalto una non concausa, come avevo già detto in passato, ma una causa diretta. Vero è che questi versanti sono in erosione e quindi naturalmente sono portati a franare. Però la presenza di questi scoppi che vanno a colpire il ciglio del terrazzo sono determinanti perché scatenano la frana. Quindi preghiamo le autorità militari, visto che per il momento sembra restino ancora in questa zona, di orientare meglio i loro scoppi invece di puntare sul ciglio perché determinano danno all'ambiente e al nostro territorio, di spostare questi scoppi. Poi ci auguriamo che assieme a tutte le altre associazioni ambientaliste la Regione ci dia retta e sposti definitivamente questa area di esercitazione militari. Il poligono di tiro esiste in questa zona da 58 anni, poi da 20 anni chiedete che la zona diventi riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella. Sì, quasi 20 anni, dal 96 precisamente, però c'è un vincolo ad oggi insormontabile, che è quello del poligono di tiro. Chiediamo da anni lo spostamento di questo sito perché è l'elemento principale che crea difficoltà per l'istituzione della riserva.